Una roba neanche da guardare, diciamo, ecco, perché se sapevo neanche scendevo dalla terrazza. Ho sentito lo stridere delle ruote, penso dovuto allo sbandamento e un grande botto. A parlare, ancora molto scossi, sono Beniamino e Claudio Nalesso, che abitano nella villetta di via Cappuccini a Loria, davanti alla quale all'alba un'auto ha abbattuto parte della recinzione di cemento armato e il pesante cancello di ferro. Alla guida un 22enne di Rossano Veneto, ricoverato in gravissime condizioni al Cafoncello, con ferite molto serie alle gambe. Mi sono trovato stasera un po'. Lasciamo perdere, insomma, ecco, perché non auguro di vederla a nessuno. Il 22enne stava rincasando dopo una serata trascorsa con gli amici nel Trevigiano. Subito dopo una curva, forse per un colpo di sonno, forse per l'alta velocità, ha perso il controllo dell'auto uscendo di strada e schiantandosi contro il muretto. Completamente distrutto il veicolo, tanto che il giovane è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo. Sul posto l'elisoccorso che l'ha condotto in condizioni disperate all'ospedale di Treviso. Una strada, via Cappuccini, già teatro di incidenti stradali molto gravi, come ci conferma Claudio Nalesso. Anche qui lo scorso inverno una macchina ha perso il controllo da dopo la curva e per fortuna non si è fatto nulla, il ragazzo ha solo rotto la coppa dell'olio sul marciapiede, però da 35 anni che siamo qui penso sia minimo una decina di incidenti, uscite di strada ehm, prima della curva, dopo la curva, sulle recinzioni dei vicini, questa volta è capitato alla nostra, prima o dopo se continua così ci sarà il morto. Perché la gente corre qua. Sì, sì, anche di notte magari c'è meno traffico, ma al mattino presto quando la gente va al lavoro i sorpassi su questo rettilineo da dopo la curva fanno veramente paura. Anche a me quando magari attendo il mio collega che viene a prendermi per andare al lavoro, mi sposto sempre perché fanno veramente paura. La ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale spetta ora agli agenti della Polstrada di Castelfranco Veneto.